Siamo felici di poter iniziare e lanciare questa prima edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto, la cosiddetta numero 0, con una serie di eventi che si snoderanno su tutto il territorio regionale, a partire dal 6 giugno con un concerto presso il comune di Recoaro Termini e si concluderanno il 16 dicembre al comune di Jesolo presso il Teatro Vivaldi. Una serie di eventi di alto livello artistico, musicale e artistico, con la partecipazione di artisti di calibro nazionale e internazionale e una offerta musicale estremamente diversificata. Dobbiamo ringraziare il Consiglio regionale per aver conferito il patrocinio e aver creduto in questo progetto, che è stato realizzato dall'Associazione Musica e Cultura, ma con la collaborazione di altri artisti e di attori protagonisti come il Conservatorio di Castelfranco, di cui ringraziamo il direttore del Conservatorio, il maestro Paolo Troncon, l'Orchestra di Padova e del Veneto e una serie di attori che hanno permesso la realizzazione di questa prima edizione del Festival. I comuni sono i protagonisti principali, perché senza i sindaci, gli assessori e le amministrazioni comunali questo circuito non si sarebbe creato. Mi fa piacere ricordare la possibilità di realizzare, dopo un attento studio, questo festival che ritengo personalmente possa anche essere una grande immagine di autonomia per quanto riguarda la cultura nell'ambito del circuito di tutte le amministrazioni comunali.